3 processi nella stessa mattinata per Dodone Meloni, che adesso ricusa i giudici e chiede di essere giudicato da un tribunale internazionale. Sentiamo Marco Lai. Una quindicina di procedimenti aperti, compresi quelli ancora in fase di indagine. Solo oggi 3 udienze fissate davanti allo stesso giudice, abbastanza per la difesa di Dodone Meloni da mettere in dubbio il rispetto del diritto al giusto processo e per presentare la dichiarazione di ricusazione di ben 7 giudici, uno per ogni procedimento fissato a dibattimento. Il mio assistito ritiene non essersi verificate più le condizioni di imparzialità e di giusto processo che devono essere garantite appunto attraverso l'indipendenza di giudizio della magistratura, e quindi ha ritenuto necessario depositare alla Corte d'Appello di Cagliari, che è competente per il giudizio sulla ricusazione, le dichiarazioni di ricusazione con le quali appunto chiede che il procedimento venga assegnato ad altro giudice, ad altro tribunale. Il leader indipendentista è tornato a ribadire la sua convinzione circa la natura politica dei processi aperti contro di lui. Di fatto ritiene il Tribunale di Oristano incompetente a giudicarlo, chiede che occuparsi di lui sia un tribunale internazionale. Secondo me ci vuole un tribunale internazionale per giudicare a me. Nessuno qui in Italia potrebbe giudicarmi se fossero rispettosi del patto di New York e di tutte le leggi internazionali su queste basi qua. Io qui mi sento indifeso. Perché è mai possibile che dal 25 di agosto, che ho fatto e proclamato la Repubblica di Maluentu, io fino ad oggi sto subendo il 16° o 17° cosa. Con i familiari arriviamo a 21 processi in questi 4 anni. In attesa della decisione della Corte d'Appello, il giudice ha rinviato al 25 gennaio prossimo i dibattimenti previsti oggi.